Nuovo appuntamento, il secondo con Storie di Voi, la rubrica di Veneto Orientale Informazione dedicata alle storie e ai personaggi del territorio. Quest'oggi abbiamo con noi Tatiana Costantin, benvenuta Tatiana. Ciao. Tatiana ci parlerà della sua prima fatica letteraria, ma soprattutto ci parlerà di come si è avvicinata al mondo della scrittura. In nome dell'amore, questo è il suo primo romanzo, che è un romanzo storico. Allora, Tatiana, innanzitutto parlaci di questo romanzo storico. Allora, il libro è ambientato durante la seconda guerra mondiale, in Germania, precisamente a Berlino. Come protagonista c'è una famiglia tedesca composta da mamma, papà, figlio e figlia. La protagonista Eva è una ragazza che è contraria alle idee di Hitler, però è costretta a farsi vedere d'accordo, quindi in qualche maniera accettare questa idea di patriottismo perché il padre è un alto ufficiale nazista. Ecco Tatiana, non svelarci ovviamente la storia perché l'invito da parte nostra a chi ci guarda è di leggere questo libro. La domanda però che mi sorge spontanea è cosa ti ha spinto a scrivere, ma soprattutto cosa ti ha spinto a scrivere un romanzo storico, che è un genere difficile, complesso, che necessita di una preparazione importante. So che tu ti sei preparata per scriverlo. Sì, allora l'idea è partita guardando un documentario sulla vita di Hitler e in testa ho avuto questa storia che pian piano si faceva sempre più forte, quindi ho pensato, vabbè, proviamo a buttarla giù, proviamo a scriverla e vediamo come va. Poi con l'evolversi del romanzo mi sono venute in mente idee nuove, personaggi nuovi e ovviamente ho guardato molti documentari, quindi anche tipo 50 documentari per poterlo fare. Insomma, c'è stata una preparazione importante per arrivare poi a questo lavoro, che è la tua prima fatica letteraria. Cosa ti ha spinto a scrivere e la tua passione anche per la cultura? Tu, tra l'altro, lavori proprio nel mondo della cultura. Chi frequenta il Teatro Astra di San Donà avrà sicuramente avuto modo di vederti e di riconoscerti in questa nostra intervista. Allora, a me la storia è sempre piaciuta, diciamo che mi posso considerare una persona curiosa, quindi sapere quello che è successo negli anni passati che ci hanno poi portato ad oggi, secondo me è una cosa comunque essenziale e importante per capire come certe cose sono successe, come sono avvenuti certi cambiamenti. Sì, lavoro anche al Teatro Metropolitano Astra in veste di maschera, un ambiente che comunque mi piace molto e che sono contenta di farne parte. E la passione per la scrittura quando è nata? Questa passione per la scrittura c'è sempre stata, è un modo come per dire, per sfogare. Tanti hanno la passione per la musica, chi ha la passione per l'arte, chi ha la passione per, ehm, per altri hobby. Per me la scrittura invece è un modo per esprimere i miei sentimenti o comunque far vedere al prossimo anche quello che provo. È bello soprattutto che sia tu a scrivere in senso di giovanissima ragazza, perché di libri ne vengono presentati, devo dire, tanti nel San Donatese. Abbiamo una florida produzione di scrittori, ma mi perdoneranno un pochino antanno, un po' avanti con l'età. Invece tu sei giovanissima, possiamo dirlo, sei una classe 94, non sono tanti i coetanei tuoi che scrivono. Sì, diciamo non è semplice scrivere un libro, però sono contenta del risultato che è venuto fuori come primo romanzo. Ecco, Tatiana, per concludere ti chiedo due cose. Intanto dove troviamo questo romanzo, ma soprattutto quali sono i tuoi prossimi progetti? Ne hai in programma uno che avrà anche un risvolto personale, posso dirlo? Sì, allora il prossimo libro sarà ambientato a San Donà, Fossalta, Jesolo, insomma le zone nostre e si ispira più che altro alla storia di mia nonna, quindi un libro molto rivisto però con protagonista lei. E il libro In nome dell'amore lo potete trovare a Jesolo, nella libreria Gianese, in piazza Marconi, oppure nelle varie... Edicole? esatto.
Io ringrazio Tatiana Costantin, vi ricordo il suo libro Il nome dell'amore, questo romanzo storico. Qui siamo a Noventa, nella nuova area commemorativa che è stata inaugurata. Abbiamo scelto questo posto perché volevamo parlare di storia, anche se questo è un posto della Prima Guerra Mondiale e il romanzo invece è ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Io vi ricordo l'appuntamento con Storie di Voi, ma soprattutto vi ricordo l'invito a scriverci tramite la nostra pagina Facebook, tramite la nostra email, per segnalarci storie, per segnalarci iniziative, per segnalarci progetti curiosi di cui volentieri parleremo in questa rubrica.